Gli Scugnizzi a Napoli hanno fatto la storia da Masaniello alle 4 giornate, ma la loro figura è preponderante nelle feste rionali ed in particolare in quella di Piedigrotta, nella quale facevano dimenticare ai napoletani la tristezza di una vita povera e priva di speranza. Ma a sorte ci avere poco, e chi lu pochi visto catena, a tene pure storto, è il gioco della vita. Noi, comunque, come una banda di Scugnizzi, restiamo ottimisti sperando che un giorno, incrociandola sul nostro cammino, la fortuna indossi gli occhiali, come succede nella storia che i liberi genitori stasera vi vogliono raccontare. Cristiano Scugnizzi, casa balla tutto viz, troviamo un biz, che ti fanno due carezze, come tanta piranizza, te ne scina schizza. Fino a quando non scapizzi che est è a rompere Scugnizzi. Pacchiare chi so punta, te ne dici gambe fa. Sta facendo un patapano, fare di nuovo e più lo strano. Prendevi che lo salluta, ne che vanno sotto all'acqua. Una trancata di predatore, fui da venire in giù per tu, ma cominciamo a vedere. Che stia a rompere Scugnizzi, casa balla tutto pizza, troviamo un biz, che ti fanno due carezze, si te fai passare per rizze, stritto mani pasta e frizza, proprio gustetto c'ha pizza, e chiude sprina e chiude a pizza, come tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapizza, che stia a rompere Scugnizzi, ora l'orgia mo capisco, perché io cerco e non lo trovo, stiamo a pisa e chiudo frisco, c'è rimasto solo giuovo vitenga, belle amore, scarola riccia panzala, fenocchio spassatiempo, capillo, mo te coglie e mo te venga, quella aia che stia a rompere Scugnizzi, assettata, casa balla tutto pizza, o quadriglia figurella, troviamo un biz, o mastilla retta casa, che ti fanno due carezze, e quando è bello batti l'occhio, proprio gustetto c'ha pizza, perché te una moglie pazza, chiudo sprina e chiudo a pizza, e quattro sordo finucchietto, come tanta pizza, te ne scina pizza, fino a quando non scapizza, che stia a rompere Scugnizzi, povarone a oliva, roba vecchia, e nessuno chi ne fuori. Codogno conciatiene, furne campagna, rociardino tutte sere, oh Roma, e bellella paparella, accattatevi piatte, sei tu vagli 5 lire, nata pianta posalotto, nocellina americana, tengo grana papastiera, vacchiana e chi so pensava, tiene chi stu campi fava, cicchignacchi in da bottiglia, o Simone che imbriacone, o volere pescare la funa, rumenica do da fai, come tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapizza, che stia a rompere Scugnizzi. Pacchiare chi so pensare, te ne vedi stu campi fa. Margherita Esposito, con 3 figli, con una gnora, con marito che è pittore, poverello come fa? È pittore ben inteso, ma non è pittore in stanza, campa sempre la speranza che diventa, ma chissà, ma per gli la panza, Margherita da pensare.
O pittore vo presente, sta pittando, eccolo qua. Ma che è successo, cane? State zitti, pensa a pittare, hai fatto zitti. Margherita, non ci capito una cosa. Perché succede che lui a pigliare l'acqua che a volte canta nicchia? Perché le bottiglie in mano sono scomode da sì? portare. Mentre la volta mio figlio Succiariello la rossuria per terra. La rossuria per terra. Mamma, io per te, ma a tornare disaiuta e sotto l'ure panza. Ah no, dai, manco mi ha dato una mano. Mi trovo bene. Ieri la femmina più rispettata del quartiere, ma che sono così riscostumata che fatta la fine brucianella. Ma tu non già mi ascolteranno. L'acqua amici, la giornata, dai! Ai, si è acceso la portata! Mi date per la vendita, dai, no! Siete, ai, ma come sei scostumata? Ma dico io, Ma che scostumata la cosa? una femmina zista come voi, una guappa che si era per rispettare tutto il quartiere, e che faceva venire attorno là. Una volta ci sei in guappa, bello qui, una volta, ma siamo solamente animali in estinzione. Ha parlato dentro con Bengala! Guarda quando è ignorante. Den Bengala, amore mio, Den Bengala. Va bene, professore, non mi mettete in zero, o Bengala e trick track! Andiamo in idea! Ma presto, Ciucciarino, da una parte, Ma sto pigliando fiati, no? Ma che mangi di vetro pure la poesia. brava mamma, Già, che sentito? Ti raccomando, questa poesia bella papà. Ti raccomando, perché che le... Ma che stai facendo? Ci stanno a banca là, quei Marcellino, tutta infrascata e carica e limona. ma non mi si scusi la pizza, e sta baiola e Marcellina! Ma fammi capire, palazzo l'eccellenza e l'acqua pubblica tu! No, Margherita, io non può proprio niente, però tu a me non mi imbrogli. Ma che ne va a imbrugliare? Guarda, voi se mi sentite vendere l'acqua e ci sta riuscendo, ma sei pazzo? Uè, o vostre camere, l'agio per tu! Sono venute straniere e si sono pigliate la fatica no? Sì, e allora io che devo fare? Mi industria, mi ingegno! Vabbè, fammi continuare a pizzare, E poi mi sono fatto un po' da quando accanto perché non mi devo fare l'acqua. E allora quelli mi bussano, signora Margherita, tenete l'acqua! E io c'ho un pacchetto di flasche di bottiglie e c'ho un paio a tamburo. Ma non tempo passa a pigliare l'acqua minerale, la Coca-Cola. Veramente? E se no non lo faccio con la Coca-Cola? Lavano i panni con l'acqua minerale! Uè! Gesù Cristo, ma non hai mai sto consiglio? Io chiudo una volta quando mi rappiglio l'acqua. Aspetta Margherita, allora dai un'idea, sai che mi fa? Mettimi una bella insegna fuori la porta e vieni Margherita, ci capiamo che guarda caso. Sì. Sai quella la Margherita? Sì. Allora, guarda la Margherita. Allora, qua si vende, anziché l'acqua della Madonna, venimmo all'acqua e Gesù Cristo! Sì, ma non sì! E niente, ce ne va che sa! E tu mettici un po' di zucchero. Subito! Vieni qua, amore mia! Vieni! Guarda, poi ci mettiamo pure un'altra bella ricetta! Sì! Qua si vendono i quadri del grande Picasso! Ignorante, si dice Picasso. Picasso. Vai! Picasso! Volevo ricercare
Ma che capisci tu, ne cameriera? Che capisci? Perché non pensi poco a stirarsi panna, allora va per terra, a monne patata. Oh, che patata, non c'è sta! E te stai mannando. E tutto è monne in mano, non c'è tornato! E permessa, posso trarsi con il nostro Parlamento? È arrivato l'onorevole Sputolillo! Ah no, non vieni spezzato. Su, noi, tu siamo passaggiati! Ma cara! Mamma, non è quella d'acqua. Per cortesia, non c'è pazienza. Che a casa ci mancava il ministro degli affari inutili, ci mancava. Che stai che ti capito? in questa casa, tanti di noi, nessuno di voi che fa niente! Dite che la pensione! Ma non facete niente! Chi non fa niente in questa casa, sta lui! Ah, ma cominciamo a prima mattina! Succediamo a mamma! Io direi ha detto che non ci aspettare! Io a prima mattina non mi affidavo sempre, bene, se scende un zio! Chi sono voi? Madonna, ma quella sta regionale! No! La facevo sul pizza completa! La mia, la colpa è sua. Può sapere! E lì la mamma, io sono mamma e figlio, sono tale qua! Compare, tu non pensiamo perché uso apposta certi termini per non capire buona nonna, anche se sai che è un pochettino dura d'orecchie e un scemo si diverte pure. Ovvero, che le dici che non posso venire? Ma non lo vedete come sono anche i facci? Non lo vedete? Che pallone! Oh, pannellone! Voglio che danno un pannellone! Mamma, non ci dà, non hai ritto pallone, hai ritto pallone. Ma quando mai tu usate posti termini a pallone? Non è il linguaggio tuo, tu parli con mamma. Tu non sei signore come papà! Dio! Ciao, mi hai tappato lo sangue! Si è tappeto, lo sa, che cosa? Chi mi figlia a me? Non è pensato come a me? Ma raga, non mi c'è girato una mano pure io, però, no? Prima mano, chi tu sai, prima mano? Quello là, messo là sopra la televisione, là, le gente, c'è bisogno là, urgente di sangue, così colà Detto ospedale, ma portare la famiglia non moribondo. Cameretta, un bello sotto mano. E per 3 giorni ti sei nutrito con il sangue di tuo figlio. E io per 3 giorni, magari per 3 giorni, ci ho mandato Dracula. Dici, quale? La mia nonna è una bella vecchietta. Che per me ha tanto affetto. Hai pensato? Ah, vuoi si coppano? Bene, voglio sentere il guaglione! La parola, lo sento! Stamattina la maestra mi ha chiamato e un proverbio mi ha insegnato. Ma stai facendo ciao, Non è bene domandare a chi non sa giudicare. È sciupato sempre il fiato alle orecchie di Pilato. bella poesia! Bene, ma non ne dai le orecchie affilate, è bene un po' strane! Ce l'hai imparato tu, ma non ne lei! Avevi si è fissato con me, è un rapporto impossibile, è assurdo! Io non so sotto! Mamma, non ha detto sorda. Quando mai tu fate un po' sti termini? È una cosa impossibile, è assurdo! Tu sei su! Ma che gli ha girato tutte cose? Ha girato tutta la famiglia! Tutto quanto! Ma se mi sono d'accordo mi mettono sulla a me! Ma non mi sono mai!
una bella pagella. Ma che stai dicendo? Oh. Che la signorina a me non mi va a vedere. Oh, è cacciata sta respirata. Che ci dice? Fate un disegno con soggetto a piacere. E mo c'è di fa papà. Brava, purbagione mamma! Si fece fare il disegno dal grande Cazzo! Ma la signorina non sente zero. No, ma tu ci devi spiegare se cosa tua mamma, che è ignorante. Allora, no, a Signorina, Margherita, ci mettete zero, perché capite con il disegno era perfetto, e allora sono accorgente che non era fattesse, capito? Ma quando mai lo disegno era buono! Io porto la mamma, andate a scuola, camminate per coppa marciapie! Sempre per coppa marciapie! Che stai facendo? Le ragazze si devono allenare! Ma Margherita, guarda, non mi fammi a mente sto fatto perché mi fai venire in mente mia sorella carina nel momento di debolezza. Se vennetto l'onore anziché si prendere lo sangue. Ma Margherita, sulle ragazze. Sì, però era l'unico che produceva della sua casa! Portare disoccupati! Portare disoccupati e tu stai settato dopo, meno mezzo prodotto. Papà, io sono tanti loro, non posso fatica proprio a me. Ma non si può mai sapere, minuto. Papà, non tempo c'è. Ma io mi dia quattro, chi sei? Allora non l'hai capito, sai? Io vivo solo per cose concrete e positive. Le tifose vivono per il numero 9. Vai giù! Aspettate, ma vai pure! Maradona è meglio che lei! Siamo Ma Pele, non le vedi? No, dico, mettete il mio Pele. Margherita, ci si fa. No, è come fare proprio fatto suo. E anche perché ho saputo un ciuccio. Mi hanno detto che niente di meno, che Maradona non è neanche una sana sana. Ah no? Dice non è. Guarda povero Maradona, l'abbiate per nascere per l'asta. È buono, no? Agno. Ma chi è sta Giuliotto? Ma che È una brava ragazza, io faccio una carità per una ragazza. E sta scegliendo buono, posso faticare oggi certo. No, lavoro. Fa tutto un po'. Ah sì? Appaglia. Non sono io in questa casa che mantengo la cassa. Ma dove? Facete una bella giacciata tutte e due, non è solo. Ma chi è? No, la ragazza, vuole parlare con voi. Sì, vuole parlare. Accomodate, me la decido. No, papà, tu l'hai so pa me. Nanè, io non ci sei andato più no. Papà, tu so pa me. Mi allucavo!
Ma insomma, Ricky, Margherita, ma le sembra mortificate. Ma per non ci capite una cosa, Margherita, ma manca solo troppo. Quella stamattina è venuta donna Canninuccia all'usuraia, mi ha fatto bene dai. Se invece tu ti fossi degnato e appittato cucina e donna Concettina, noi metteremo nel nervo qua. Io pittava la cucina, Margherita, io pittava la cucina, io pittava. Ma che capisci tu ne cammarera? Che capisci, cammarera? Chissà quale bello è il Cristo. Io picchia e creature e me ne va a casa. Ma quando mai? Solo la vecchia ti ho ma porto sulla vecchia. Devo 4 miliardi. No, tu ne vai tu, la vecchia è un quadro di fantasie! Tanto già me l'hai buttato all'ura che... Ma poi esistono donne, Margherita? Ma perché questo è un quadro di fantasie! Quello è un quadro di fantasie! Ma Dio... E facciamo sta schifezza, lascia! Ma che capisci tu ne cammarera? Che capisci modestamente cammarera? Io sono capito per vocazione, per destino, cammarera! Io a Gianando con puntiella mano! E mi ha dato Barbier! Ma sono Giofierno! Io sono un artista con Giofierno! Artista, Guarda, mamma, vuoi un dentista? No, non è giudizio, perché ha preso da me. No, mamma, proprio stavolta non hai detto niente contro a cui. Io già mi tutte cose. Pure tu ti sei messo d'accordo con tutto quanto. E stai contro me. Ma quando mai? È permessa? Buongiorno. Che mia moglie sta un attimo a parte rinda, però torna subito, E voi state pittando. Ma che state pittando? Ma voi non potete... Allora, voi dovete vedere, no? Che sullo sfondo c'è un maschio anciuso. In primo piano una donna praticamente nuda. Che sta a significare che praticamente un maschio in rete che la donna nuda sta a significare la femminilità femminile della donna praticamente nuda. Bello, finalmente! Dio, non c'è capito praticamente niente! E poi visto quanto mi fa una scelta! E cose niente, dopo me! Noi ce ne andiamo! No, per cortesia, accomodate, grazie una poche trattene a mamma. Di bene, se sta fissando con tutto quanto da su, ma dice l'anno questa. Dateci una poche trattene, per cortesia. Chi è Clemene? Chi è? Mamma, si non sia Nina e si Filumena. Nunziati! Venite, aspettamo, ci facciamo giù, mi dimmi bene no! No, non sta mai, la mamma sta, ma mi dico. Sì, Nanni, che lei aveva ragione, Nunziati, lui e me a tutte le fiamme, la guaglione e flotte Si sposa! Nanni, ma che vuoi fare adesso? E viene a rinascere, no? Quelle Nanni, ma non si sposa non si parla! Nanni, la aspettato vicino a me! Abbiamo capito, di Venere e di Marte? Ma facesse quanto basta! Aspettiamoci! Vai. Nunziati! No, che è? Hai capito un libro rinciucciato? Che faccio a risere? Che mi faccio risere? Che lo dica fa? Che sono pure a scuola! Addio, che stanno con amici! È bella come bravo! Ananelli, abbiamo la scuola! Come? Non dico quando dice poesia! È una bambina proprio educata, sincera, affabile, premurosa e delicata! Tu stai Racconto quella bella poesia di
preoccupare, racconta una cosa breve, sintetica, romantica, una cosa che vuoi tu, così vai a non capisci niente, per come? Allora vieni tu che le vuoi raccontare una così, non giusto. Non voglio quando non giusto, che successe papà se mi era passata. Ti non lascerà fuori in bene. È stato un assassino. Buonasera a tutte femmine assettate e tutte l'uomo raizzate. Buonasera! Perché quelli che stanno assettate non siete buone manca a fare frittate. Sono tutta ostinata. Sapessi che non mi è successa la settimana passata? Io mi sono appiccicata. Così? Carme brava a care. Quelli che stai casa buona essere truccata. Hanno stato in palla mezza buccata. Hanno tutte innamorate, ma non hanno truccata. Beh, io da cui ci sono capitata, ma certo, mica perché fosse una bocchiata. Io sono una femmina educata a me, quasi nessuno mi ha toccato. Tengono poco che mi ha spostato, perciò mi trovo innamorata. Vi presento, tengo 6 figli, 6 giovani. 4 sono gemelle, come si dice contrabbanda, una è mongoloide, è nata in mezzo però difetti non ce fa. Però se volete giù, le sempre lavate tutto truccati, perciò ma c'è appiccicati, che non sputtare che la francesana. Che cattiveria! Tutta gente! Facciate giù, a capo balcone ma già affacciata, e quando ce n'è già cantata, ha già fatto un cielo casino, e a capo balcone e se la sotto portone. Nel frattempo che è venuta, Orne Ernesta, mio marito, che va a montare le finestre, insieme a figlio Giruzzo, va a scapare puzzone, che ti cuce un tesoro da mamma che ne si puzza, e fame si è cattato da molto puzza, sta sbalastrando a figli ma Roberta, capo a forza, va trovando frizzo, va trovando la lambretta. Orne Ernesta, che chi li sentetti, che le cara certo, perché Orne Ernesta è un buchetto, che ci può andare da stanzetta, arreda l'armadietto, e figli per richetta. Cazzuccia! Orne Ernesto! Io non sto fatto quando mi dici la così spacciata e non si poteva mettere quando era mondiale la cara e quindi ricette che ce l'aveva detto ma Staniele quando è tanto una casatiera a mondiale ma Staniele non so te sti parole che stiamo ogni anno due puntini vicino a un bastonrato in cui da cucina che facette e te puntini vanno finito un nido su un capo la mattina ci può bastonrato di là in da cucina sora mia e tante robotte, sa grugna questo brutto e che sulle le morte accise e che avete coppie di maratonicinare che stai imbattendo le forzolette originale, non sono delle stile cinese sono mette la maglietta con la giacchetta senza appunto ma cavragette, tante capurette rubrette scale, scavezzo operando per scale o facette rusciuliamo tutti scale sono facette male! Ma chi? Non Pascale! Dico cristiani che stiamo tutto busto perché sciacqui il rete tu oggi nasce e tu scappato oh e te fa capire portone che non cristiano sbattente in terra con un occhio rosso la spaccata il mondo musso con maglione lì la davanti ai russi o battete scappa una barrella e portano le cofne e cardarelle ma viva che è così nel frattempo chi venette una sisina che la piazzava appena quello che fa mettere giù in doppio con le dita mi sa buscare un macchina una sisina stava con un maglione la sua maglione non è vicino a me e tu non schiaffattone ma facete pagare e si tocca ancora che ancora bombo come sei lasciato bombo e c'è cominciato bene poco giù ma non che fa ma che passi sì ma mettete sotto niente buffo causa cazzotto non si capisce che schiaffattone e pagano casa avrete ma parlo bruno gente a gente voi mi venite così tremendo no i soldi una fotente tengo i piedi in mano longa e poi non mi portate tanto all'occhio la stessa sera che fa cammino hanno potuto a casa che non contenti si mandano complimenti che ne prevede sa mente che è pure un 40 che non cristiani che hanno la lente lei che una cosa mezza rotta ricetta basta vieni rotta tutta la gente attorno a isso o guardano fissa e Don Luigi a coppa logica pure io guardava fissa cioè vicino a Don Giorgio che sbagliava perché non trovava i oggi ricette Azza, e questo è quello che parla di Cristo? No, certo Giorgio, che lei è più fidente che una sporta frascina, chi nega chissa, e chi va dove sono dopo più fidente chissa, certo ongelmente, la poteva rigorosamente, che era una persona intelligente ongelmente, non sono certi negli anni che non si è stretto in un bel schiaffattone, un po' troppo. Nel frattempo chi venette? Raimondo, il figlio di Ranieri, che la callava prima faceva un brigadiere, l'ultima volta facevo cameriere, non cacciava più fidente perché fidele dire. Sto Raimondo, voglio rivedere il mondo! Ha detto io mi impongo su quelle verone di quella capo di bomba! Ah, io non voglio Raimondo! Perché è nata la terra e pronta! Che sto zitto? Vorrei
ma se non hanno aiuto, perché la Patriciella qua, non le cacciate su questa cosa. Ma perché non ti è piaciuto? Ah, pare una poetessa. Ah, sono di Nadol! No, fammi una cortesia, guardami una parte che la sistema tornando in papà, sai, ce lo dici. Ya, Maro, ya! Non è che c'è una da poesia, no? Dai, dice la parte linda, va bene? Già. Ma è da poesia. Come non c'è? È un altro disegno. Ma come non si può fare? E state capaci di farci a quelli due comari e fa dormire mamma, e tale qua. E fammi continuare a va che è meglio. E mi tirai un quadro, una viola, buccata in coppa, un cuscino rosa, quando ma pensavo che era una donna, figlia! No, non grido, voi chi siete, signorina? Ah, Rosito asciutto! Ma quella finestra lì! Signorina, questo l'avevo capito, ma che ho volito, per cortesia recita. Ma dove mi trovo? Signorina, lei si trova nella casa del pittore Clemente De Vincenzo. Per carità, mi aiuti! E come posso aiutarla, signorina? Dica. Mi aiuti! Dica. Sei guidata la polizia? Signorina, ma dove siete Mario? Dio non. Senta, pittore, se lei adesso non mi aiuta, uccido qui davanti a lei con il suo pennello! Signorina! Pazzo proprio! Signorina! Scusi da qualche parte! Signorina, quattro miei! Signorina, quattro miei! Ma lasci stare queste schifezze! Ma quali schifezze? Io vengo da una famiglia per bene. E se questa cosa si viene a sapere, io vado direttamente sui giornali e sono completamente fregata! Signorina, senta, io appartengo ad una famiglia inquadratissima e se questa cosa si viene a sapere, no, signorina? Sono un uomo morto, scavalcato con cada finestra, signorina! Guardate bene! Marina nuda, che flash! Maestro, mi dipinga come il capo triste. Yoc Trippo! Chi è sta cifra, signorina? Guardi! Mamma bella! Ma da buono, signorina! Ma bellissima mamma, ma bellissima! Ma guardi se vengono! Guarda, signorina! Ma guardi se vengono le guardie! Lei guarda, signorina, lei guarda! Le guardie lì! Ah, scusate, signorina, stavo guardando qua! No, signorina, ancora... Ma perché? Ma perché questo telo verde sulla faccia? Ah, signorina, perché praticamente il vero verde sulla faccia, ma lei facile ma parlare come ma non mi signorina, guardate, c'ha questo velo verde sulla faccia, no? Perché sta a significare la Venere misteriosa. Wow! Che culo! Che complesso! Maestro, ce l'ho anch'io! Male, signorina, meno male. È una combination verde! Che culo! Che combination! Ma signorina vuole giocare a nascondino? Maestro, dipinga? Che cosa? Sono la sua modella. La modella della campagna. Madonna mia signorina, non so capire niente, ci sto sudando cavolo, non so Ma dipinga! Ma signorina, facciamo una cosa presto, che qua se oltre a venire mia moglie, se vengono le guardie, no! Brigadiere, intervenga! Intervengo! Brigadiere Malocca! Anche di lui, che si
sul canale! Ah, piacere mio, sono il pittore Clemente De Vincenzo. Il pittore Clemente De Vincenzo? Yes. Un attimo solo. Prego, brigadiere. Brigadiere. Fermo! Tomba! Non vi muovete! Fatemi perquisire! Non abbiate paura! Cacca non sparammo a nessuno! Meno male. Stiamo cercando una ragazza alta, bruna, snella, Ah sì? maglione e pantalone. Uè, brigadiere. Più o meno alta così. Sul tipo della vostra modella. Ma brigadiere, brigadiere. Gesù, Gesù. Si è fissato con l'altezza della modella, si è fissato. Brigadiere. Ma dico, questa ragazza è un assassino, una pazza pericolosa. Ma quale pazza? Ma guarda. Quale assassino? Ah sì? Dolce vita, balletti verdi, polverina. Gesù, brigadiere, polverina. Sì, maestro, polverina. Si riuniva con i suoi amici nel palazzo di fronte alla vostra finestra. O palazzo di Rimberto. E rimetti là. Lo so. Maestro, io la trovo. L'ho vista solo di spalle, ma sappia, la mia memoria visiva subito l'ha fotografata. Sarei capace di riconoscerla in una folla di 10.000 persone. Gesù, brigadiere, 10.000. Sì, 10.000. L'abbiamo presa! Ha confessato? Brigadiere, l'hanno presa. Ha confessato? No, giura, non è lei, ma è lei. Va bene, arrivo subito. Scusate, brigadiere, ma perché non è come si guardava là, perché ci sta? Sono il superiore. Scusate, voi non siete brigadieri. Brigadiere Gasperi Mericotti. E allora il brigadiere Gasperi Mericotti, no? Se un collega si parla con un generale, io fa camminare la camandella. Scusa, toglietemi una curiosità. La modella sul quadro è completamente nuda, mentre la vostra signorina tiene la sottana. Come mai? Brigadiere, come mai? Come mai, brigadiere? È per pudore. Brigadiere, è per pudore. Brigadiere, quella la ragazza, no? Fa questo mestiere perché aiuta la mamma che è paralitica. La mamma? Brigadiere, la mamma è paralitica proprio. Quanto mi dispiace. La vedete? Dico, la vedete? Mezz'ora sto qua a guardare, brigadiere. Una povera guaglionessa deve fare questa vita, mentre voi vedete donne di famiglie ricche che sprecano denaro per delle porcherie. Caro maestro, io la trovo. Appena la trovo in galera la sbatto. La già fa passare un brutto 4 ore a quella disgraziata. Scusate l'intrusione, è il nostro lavoro. Ah, non si figuri, brigadiere. Arrivederci. maestro. Arrivederci, brigadiere. Signori, che Dio vi benedica. Poi chiudiamo il cielo. Forza! Io adesso ti regalo questo foulard, è prezzato, è tuo! Appoggiate la Ma questo uomo è un'opera d'arte! Margherita, stammi a segnare. Allora, quella era una ragazza, no? Margherita, era inseguita dalla polizia. Margherita, che addirittura era vicino a me sulle uccidere con il mio pennello. Allora sto bene, come pennello tuo! Poi ero inseguita dalla polizia. Vicino a me, maestra, ce l'ha verde. Se capisci, me la rosso le buone chiude! Margherita, ma arrivo tu Margherita? Con giuramento non ci farisci. Oh, non giurino, mi faccia capitare! Margherita, dimmi una ragazza. Vai raga! È venuto per la schifezza! Fate la maniera misteriosa! E il barbiere Lattusa! Mi sono un barbiere Lattusa! Tu sta scavalca finestra mi sfabia di marito e l'altro che me adesso! Come viene a stare? Adesso mi sono Vai! Vai che fa Margherita! Tieni!
cavallo! Ma ci sono figli, ma ci sono figli! Ma ci sono figli! Permesso? E le pazzi che doloroso. Ma quando mai? Quello è un modo di dire, avete capito? Voi chi siete? Sono il critico d'arte Egidia De Loris. Egidia. Le presento il maestro Carmela Caccavale di Avellino. Ah, di Avellino. Veramente provincia di Avellino. Ah, provincia di Avellino. Amatrice di pittura e pittrice egli stessa. Ah, pittrice! Sì, dilettante, molto dilettante. Signorina, in fondo a sinistra! Ah, Carmela Caccavale! Voi siete La stessa cosa, signorina! Sempre in fondo a sinistra! Pittore Vincenzo! Ah, sì! Ma no, maestro! Ma quello è l'atteggiamento di Carmela! Ah, è l'atteggiamento! Sì, Carmela vorrebbe acquistare dei quadri da lei con la mia consulenza! Dei quadri? Sì! Da me! Sì! Allora non mi muovete perché vi faccio vedere un'opera unica al mondo! Non si trova di Sciovatte! Venite, guardate qua, Marino Verde! Non mi piace, maestro! Più commerciale! Troppo commerciale! È roba da salotto piccolo borghese! Ma voi avete ragione perché io... Allora, poi vi faccio vedere i quadri... vi faccio vedere i quadri che ho fatto, no? Che sono proprio dei capolavori, guardate qua! Allora, state qua perché... Allora, buio a mezzogiorno è un contrasto. Non mi piace, maestro! Vabbè. Allora guardate qua, notturno. Non mi piace, maestro! Ma questo è favoloso sto quadro. Guardate qua, il ragno e l'ombra. Eccolo! Ma come fai? No! E allora non mi muovete perché vi faccio vedere i quadri del risorgimento con le barbe. Guardate qua, sono dei capolavori. Guardate qua, allora, Verdi. Oh, Don Giuseppe! Mazzini. Oh, Don Giuseppe! Garibaldi. Sono tutto Giuseppe, sono tutto Giuseppe. Maestro, però le barbe. Ah no, voi siete confusi perché questo è Mazzini e questo è Verdi. No, aspetta, questo è Mazzini e questo è Verdi. Dunque, Garibaldi, Mazzini. Sapete quale mette il Mazzini? Sapete che cos'è? E che hanno la barba tutti e tre, no? Allora si confonde un pochettino, ecco. Maestro, ma lei le barbe le fa proprio bene. Adesso non lo Maestro De Vincenzo, credo che stiamo perdendo del tempo. Maestro Caccavale, non le cose. vabbè, datevi qua, che vi devo... Ah, io vedo con gli occhi vostri, voi dite, e io faccio. Signorina, in fondo a sinistra! Zitto, maestro. Sì? Ah, no, questo purtroppo è un quadro che è un disegno che non... Non mi dire che è già venduto, se no bestemmio. Su quadro, questo è un quadro che purtroppo... No. Non dica quadro come cosa da niente. Ah no? No, dica capolavoro. Capolavoro. Sì, ripete. Capolavoro. Capolavoro. Su quadro è un capolavoro. Sì. E che facciamo io? Che non vedo appunto. E cose buone se le tiene per lui. E poi si potremmo fare un bidone a sti due. Quando mai? Maestra Caccavale, ma è bellissimo. Queste macchine.
macchie. Queste strisce. No, Sì, maestro, sì. Queste sono le strisce, no? E queste le... Ah, scusate, maestro. Queste macchie. Queste strisce. Ma ce l'hai già vedere! Queste deformazioni della realtà. Ma voi vedete, Carmelo? Io sono stupefatta! Bellissimo! Ma fosse fuggito qualche particolare, fosse un attimo... Voi permettete, siamo dilettante... Quando è bella! Queste macchie! Queste strisce! No, maestro, ma che sta dicendo? Perché sono così? E le strisce sono così? Queste deformazioni della realtà! Maestra Carmelo, non ci facciamo sfuggire quest'opera! Oh? 700.000 lire! Ma come 700.000 lire? No, 800.000 lire! Ma un milione donde non se ne parla più! Maestro De Vincenzo, noi torniamo domani, non abbiamo... No. Voi avete detto 1 milione tondo e non mi voglio scontentare, fate voi che... Allora faccio subito l'assegno! Sì, prego. L'assegno! Allora, vamos acá. Allora, scrivete. Clemente De Vincenzo, scrivete. Clemente De Vincenzo, scrivete qua. Allora, scrivete Clemente De Vincenzo, scrivete Clemente Marone. Non scriva, avete una penna. Allora ci sta. È rosso. È mio papà! Mamma, avete una penna? Scrivi! Maestro, te faccio anch'io, maestro. Scrivete, Clemente De Vincenzo, scrivete. Chiaro, è il pisciolo. Maestro Cavallo, ma che state facendo? Clemente De Vincenzo. Top. Ma qui ci siamo... Certo. Scrivete Clemente De Vincenzo. Maestra del Cavale, ma che stai facendo? Ma lì ci sono ancora delle macchie fresche. Noi non abbiamo fretta, torniamo domani, maestro. Voi non avete fretta, però io ho una leggermente fretta. Che? Maestro, Ehi. è stato infelice. Ma che è? Non ci accompagni, non si scomoda. No. Noi torniamo domani. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Ma questo Maestro! Naturalmente quadro io da un momento così bella, Guglielmo non sta con me. Allora no. Sto qua, Sai, mamma la reputa. No, non l'ho visto proprio. Che la pazza se ne fiuta la casa. Ma lo sapevo che oggi succederemo a Dice la mamma dice può succedere qualche cosa. Ma che ne sai, papà, che siccome l'ora di anni, non so più che ore sono anni da sta Ma che figli caponati che sei? no, che lo fa sempre questo. Una volta sono io, una volta sono vai tu. Tu guardavi le menine non ti Dice tu. preoccupare. E allora? Che ne mamma? Non ti capisci, non ti lascio. Mamma. Non ne andavo alla mia mano che si mangia. Invece se lava esso, caffè negatato. Scusa. Hai preparato tutto dentro? No, mamma, guardate, io oggi non preparo io. La sta succedendo lei, ma ci deve fare una manais perché io oggi avrei che la pazza mundiale ma lo sa. Mamma, ti raccomando, Vabbè dai, danno di noi, certamente là. E allora mo torno subito, torno. Ma che succede? Ma se ne chiude la casa mezz'anni? No, si vede dopo mezza volta. Ma perché c'è stamattina a morire? Ma non ne sai, a me pare... tra voi, siete un po' sporchi. Ma non è poco. Non faccio presi, posso cucinare, dici che vai tagliare oggi. Ah no,
Ci metti pure un paio di ciresello, Ma come ce la tieni? Tu sai che papà non ce la tieni! Non mangi più da sta casa! Prego cavaliere! E qui si accomodi! È permesso? Oh, cavaliere! Non guardate la scena inquietante! È permesso? Ma chi è? Buongiorno signora. Buongiorno, prego, per favore. Noi siamo due e non dico del suo supporto signora. Siete fischiati a voi? No, signora, perché io sono il cavaliere. Oh, cavaliere. E dite prima ma la parte fuori. Che le mie nuove non vorrei cazzo fuori. No, signora, scusa, in realtà io cercavo il pittore Clemente di Vincenzo. Ieri! Questa signora è la mamma! Mi scusi signora, quindi lei è la padrona di casa? La padrona di casa. Io sono una povera vecchia di passaggio, sapete? Ah, io ho capito, voi cercate i maestri, attendete qua, quello mi arriva, 5 minuti sta qua. Grazie signora. Io mi vado dentro, vado a mangiare, avete capito? Buon appetito signora, grazie. Grazie, io già mangiavo a forza. Tengo un vino Laura, sapete? Tengo pochi freddi, un po' di pertoso, scalatino, un po' di cappello, e sono un po' di Pipistrello. Pipistrello! Come cavaliere? Allora voi cercate di là e io cerco di qua. Ma no, che schifezze guarda che poi mi Ma io non trovo nulla. Cavaliere, nemmeno io! Cavaliere! Che fessi che siamo stati! Cosa? Cavaliere, che festo! Che festo che sono stato io! Ah, Andavo sul cavalletto! questo. Ma siete sicuri che sia lei? Io non vedo nessuna somiglianza. Cavaliere! È così che Florestano Pipistrello faceva il detecto di nuovo grado! Le famiglie russi qui da fuoca secca! E dalla finestra! Oh! Scende vedo via qua! Pipistrello, ma siete sicuri che si tratti di ritratto di mia figlia Marina? Cavaliere! Mi permetto di asserire senza ombra di dubbio che vostra figlia Marina da mattina stava qua! Come qua? E posava con un velo verde nuda per il pittore e la cosa peggiore in casa a romperci perché è colombo Come il nome? e si capisce e come pareva che voi appartenendo a una famiglia così illustre e non approfittata e diceva questa è la figlia del celebre cavaliere Zitto per carità! Non fate il mio nome! Io sono un grande industriale! Ho lo zio vescovo, parenti in politica in alta finanza! Tu, in quale scandalo potevo citare la mia famiglia? Finisce, vieni subito qui! Dobbiamo acquistare questo quadro a tutti i costi e poi distruggerlo immediatamente! Cavaliere, lo distruggiamo! Lo distruggiamo! Che quadro, cavaliere, che quadro! Oh Marina, non dovevi fare questa prova! Gesù Cristo, se non dà mia moglie sono i salvi, non te credo. Non te credi, Gesù Cristo, se non dà mia moglie sono i salvi. Mi scusi, buongiorno. Buongiorno. Mi presento, io sono il cavaliere. Sì, Francesco Esposito e io sono Pino Passerotto devo tornare a mi falsi un mitrello che c'è mano Maestro, buongiorno. Mi presento, vi spiego subito il motivo della nostra venuta. Siccome da poco ho acquistato un nuovo appartamento e avrei bisogno, come dire, delle piacevolezze per le pareti. e quanti? Dei quattro. Da me? E certo, maestro. Ma che sta succedendo stamattina? Allora cavaliere, venite qua e faccio vedere un'opera unica,
Marina! Ma dove sta? Dove sta? Marina! Dove Marina? Avete detto Marina? Ha detto Marina! Ho detto Marina! Avete detto Marina? Ma voi, che marinate trovate? Cavaliere, Marina Verde è il titolo dell'opera. Ah, no, non mi interessa, per carità, maestro. Scusa, non mi interessa, non mi interessa. Vedete? Report! Furigatto! Maestro, guardate il cavaliere qui presente. Ebbene, purtroppo lui... successo. Non ha figli! Non può avere figli! No, no. Il cavaliere figli, niente! Niente. Niente figli, niente! Cavaliere, Passerotti, scusate, non mi che mi interessa. Maestro, ma voi ci avete fatto preoccupare la maternità! Ma voi avete ragione, perché poi faccio vedere dei quadri miei. Allora, dove stanno? La pazza. Ah, lo so. Allora, guardate qua, Cavaliere, vedete qua. Pulcinella incasato. No, maestro, Guardate. E allora guardate qua, perché questo per il cavaliere nella camera da letto è spettacolare. Cimitero sereno. E allora poi faccio vedere i quadri del risorgimento con le barbe. Non mi muovete proprio perché allora stanno qua. Cosa scoprono le pupille? Che capolavoro! È spettacolare! È meraviglioso! Ma come ha fatto, Mugerno? No, maestro, io voglio acquistare quest'opera. Cavaliere Maestro, i colori vibrano, danzano, ballano! Oh, che armonia misteriosa! Quindi, maestro, la prego, non voglio vedere altro. Voglio acquistare quell'opera lì. Quell'opera lì. Purtroppo, cavaliere, mi dispiace, ma quest'opera è già venduta. Maestro, no. Maestro, vuole fare il furbo? Io, maestro, a quest'opera non ci rinuncio. No, è perché, cavaliere, io l'ho venduta bene. Ma l'ho venduto a uno di Avellino. Avellino! Avete detto Avellino! Ha detto Avellino! Ha detto Avellino! No, avete detto Avellino! Veramente, cavaliere, provincia di Avellino. Provincia di Avellino! No! 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 Maestro! Ma insomma, che ci azzecchi da sto discorso Avellino? Noi viviamo a Napoli, è vero? Andiamo a Napoli, è vero? Torniamo a Napoli! Facciamo venire a Napoli! Che ci azzecca Avellino! Avellino, detto discorso di azzecca! Ma che succede Avellino? Che succede, Avellino? Cavaliere, questi sono i vostri avversari politici che vogliono buttare il fango sul vostro nome. Maestro, la prego, concludiamo. Quanto volete per questo premesso? Quanto? Sparatore ci permesso, sparatore! Ma talmente che vi interessa sul disegno? È certo che mi interessa, maestro. E voi lo sapete bene che mi interessa. Avanti, maestro, quanto volete per quest'opera, maestro? Ma quando lo faccio? Dato quadro e così, cavaliere! Non si capisce Avanti, maestro, la prego. Non ci giriamo intorno, maestro. Quanto? Ah, cavaliere, guardate, io non vengo meno quelle che sono... 15! Oh, 20! ma che cosa? 30 milioni! Vengo meno! Meno va! Vengo meno! La potete incartare! No! Ma avete capito? Vengo meno io! Ma gira capo! Allora, cavaliere, scusate, 30 l'ho capito benissimo, ma la parola dopo 30, cavaliere, non ho capito proprio. Finisce in mine. Ai nonni! 30 milioni per questo capolavoro! 30 milioni, No, maestro! cavaliere, 30 milioni, lei come volete voi?
Ma per caso non volete venire meno alla parola che mi avete dato? E va bene maestro, gli darò 50 milioni. Ma no! 50 milioni! 50 milioni! Maestro! Buonasera! BBC! Siete lì! Scusate, cavaliere, ma sapete che cos'è? E con questa crisi che c'è attualmente, sentire una cifra del genere, mi ci raga, non ve ne andate, torno subito, Maestro, dove andate? No, torno subito, Ma guardate! Ministrello! in fondo a sinistra! Abbiamo fatto pittura! Perfetto! Non mi sciocca! 50 milioni, no? Buongiorno signora, buongiorno signor, mi scusi. Noi siamo tu che sono interessato all'acquisto dei quadri, signora. Mi scusi signora. Sì, Devo dire dite. una cortesia. Se per cortesia potesse farmi un po' di... No, è che ho tanti spicci da capito. No, cari signore, non ha capito. Le volevo chiedere se lei era interessata all'acquisto di quest'opera, signora. Quest'opera qui? Io! E poi che mi compravi? Quando ti una prostituta! Signora, ma una prostituta! Gesù, come volete chiamare sti mascazzoni che levano la faccia in famiglia? Ma voi non lo sapete? La modella di questo quadro si tiene il pittore. Ma cosa dite? Sì, l'ho visto io con i miei occhi, quelli che si spacciano! Sì, con gli occhi miei, con gli occhi miei! Io non ti voglio! Ma voglio dare la corda? Allora dico io, no? E domani, se lo volete sapere, dovete comprare il giornale, perché esci prima pagina! Oh, i giornali, prima pagina! Uno scandalo mai visto! Mai visto! Uno scandalo mai visto! Sto arrivando! Come sta vedendo? Lo voglio vedere! Questo, il pittore, se la tiene, qui, se la rende Queste donne hanno parteggiato la propaganda politica. Ma cosa dite? Cavaliere, Ma sono di casa, non vedete, Cavaliere, queste domani mattina mettono il quadro sul giornale e scrivono: questa è la figlia del nuovo candidato al partito, il Cavaliere! No, perché ci sentono tutti! Ah, cavaliere, eccolo qua. Siete ancora interessati a questo capolavoro? Maestro, convintissimi, decisissimi maestro! Ah, insomma, a posto, cavaliere, non ti dovete proprio preoccupare. Però maestro, c'è una postilla maestro. Una postilla. Una postilla, un ma è un però. Ah, una postilla come se fosse un ma, è un però. Vai. Vabbè, che vi devo dire? Mi rendo conto che 50 milioni sono troppi, però che vi devo dire? Ma no, via 50 milioni maestro. Vi darò 60 milioni, va bene maestro? Accetta la postilla, mai, però, non ti Però la postilla maestro riguarda la ragazza. La ragazza? Maestro, la ragazza maestro. Quale ragazza? La modella? Maestro, non vado a ignorare! Io sono un detective privato!
modestamente l'ho seguito con una zecca! La ragazza col velo verde, là, che è venuta qua! Ah, ma voi dite delle ragazze della modella? La ricordate, Andiamo a vedere! Che lei è pazzo proprio! È pazzo! È pazzo, capito? Bravo maestro, è pazzo! Allora facciamo una cosa, vi filmo subito l'assegno maestro. Sì, allora, scrivete Clemente De Vincenzo, guardate, non mi faccio Fermo Comunione! Abbiamo dato i nomi falsi! Scusi maestro, per motivi mi lamentavo qui il mio segretario che per motivi miei familiari, personali, insomma, come dire, non posso firmare nessun tipo di assegno maestro. E voi avete ragione, allora volete fare a cambiare, io non vi voglio mettere in difficoltà. A cambiare! Un uomo ricco di questa posizione sociale, non hai capito? Fa cambiare! Ma perché sì, Ma quali cambiare maestro, contanti? Salute a lei, famiglia! Maestro, contanti, soldi! Ah, contanti come se fossero... Aggiungiamo tutte cose, Allora vedo l'indirizzo di casa mia. Sì, allora ditemi dove Maestro, voi siete un artista così importante, di fama mondiale. Non ti capite a cosa di qua lì. Maestro, dateci 2 ore di tempo. Noi abbiamo una macchina, una bestia. Andiamo a casa, prendiamo la valigetta e i soldi e veniamo. No. Un'ora è troppo tempo, è troppo assai. Posso unire gli altri acquirenti del No! Mi distrendo, il suo intervento non è servito a nulla. Mi scusi maestro, ma quello che ti detto maestro. Penso che siano sufficienti anche 15 minuti, solo 15 minuti. 15 minuti? Anzi, come sappiate, noi abbiamo una macchina veloce, in 10 minuti stiamo qua maestro. 10 minuti? Maestro, fra 5 minuti stiamo qua. 5 Va bene minuti maestro? stiamo a posto. Che mi stai dopo, andiamoci. Maestro, nulla di bravo! Tu si ha ricchezza in sta casa. Quanto mi dai questo? Ma che volete fare? Mi piace? Oh, non so sì, dai, ha fatto un bambino mio. Quanto mi dai? Scusa, ma che volete fare? Non voglio niente, devi giocare, niente. Video guarda, cava sotto, vai, fai saponare al danno, vai, cava sotto. Come? Magari! Hai tu che t'hanno lucciolo tu. Bravo, ciao danno, vai al danno, va. Ecca, poco bene, ma cosa la dava sa con ma cosa la dava sa, cosa la dava, cosa la dava sa, ma perché tu dici a mia pazzia? Signor, come vediamo come Voglio fare niente, ci diciamo, niente, Andiamo con
grande. Ave Maria, fra te tutti i dormienti mia. Ma tra te che non fa niente, faccia essere. Accisa! Ma bella! Allora che portano la misara, para con mio Gesù. Ora solo questa mi dice. Fate neanche di Dio. Una piaga sola, a Toriti, cavoli! No, non parete più giusto. Cantare il rubo con... Mamma, la fa cumane, Gesù Cristo lo saluto. O sparaste uno scambio di passaggio. Mamma, Gesù! O faccio nuoci di regalo più pubblico. Oggi è Santa Maria! E nella sua morte è così sia così come... Come del padre del più giusto. Cantare il rubo con... Andiamo con cosa, tutto si demuta. Ho grandissimo volume. Ma calma, non te. Ma succedo sempre sempre. Andiamo con qua calmato. No. Andiamo con qua. Vengo tutto di renunzio. Ma cara te brutto stacco. Ci verrà un po' comprare con me. Ma che caro, con me sta combinato. Sta combinato con me. Ma tu stai qua? Sì, caro. Sono di passaggio. Domani mi riparanno facci pagati. Margherita! Sì? Margherita! Facci me paliccio, facci ma seconda luna di miele! Era buono, non vuoi ricordarmi! Margherita! Maroni tu! All'Excelsior! O Royal! Margherita! Con pulito! O capputello, Margherita! Ma perché? Non vi soncino ti facesse schifo? Oh sì? Ma fa l'impressione che gli animali al culo! Allora, non dove mi soncino! Come è passato? Non dove sei subito marito, lasci da fuori! Venite a sentire! Mamma è tornata! Ascina! Mamma è tornata! Mamma, esci pure tu! Mamma, la gloria! Margherita, la ricchezza! Ci mettiamo a fare quadri in collaborazione, Margherita oggi mo! Le bitte per il guardo! Non so pazzi! Mamma mia! Margherita, vieni con me! Margherita, vieni con me! Margherita, vieni con me! Margherita, mamma! Margherita, hai zaga! Sì! Hai zaga, Margherita! Sì, mamma! Altera! Altera, Margherita! Ferma così! Hai zaga, Margherita, ferma così, Sì! Non so pazzi! Ferma così! Margherita! Sì! Margherita! Così! Una regina! Sì! Sono Margherita di Margherita, io ci ho venuto quando mi fossi 60 milioni, Margherita! Sì! Non so! Mamma, Margherita sei stata un po' padrone! Sì, io ci manca Margherita! Sì, un capello! Oh, capello! Non so capello! Ma allora, ta-da! Guarda il pince sti capelli, Margherita! Margherita, io ci ho venuto quando mi muto di grado da 60 milioni, Margherita! Ed è bello! Prendi tutti il cavaliere! Perché i vostri soldi, maestro? Vai, pistrello! Margherita, Adga, Vai, Adga, Margherita! Mamma bella! Ma allora che sta serve? È un grande artista! Margherita, hai venuto quadro mi, Margherita, quadro? Sì, è venuta. Margherita! Ma sta scappa! Margherita, ma quadro mi ha rossa!
l'acqua fresca in casa c'è, la pinga funga bene, Napoli la coppa unita, la letto, di cerealizzo, Napoli va a scendere, la leggenda con cuore in piedi, Napoli a bascio stivale, Napoli capitale.